Buongiorno a tutti, io sono Bernardo Gasparini, presidente di Asso Rifugi Friuli Venezia Giulia e gestore del rifugio Valinis assieme a Giovanni Ruppil. Buongiorno a tutti, sono Enrico Brisighelli, presidente della Società Alpina Friulana e oggi siamo ospiti del rifugio Valinis e parleremo di rifugi. Il rifugio per definizione significa un riparo, un ricovero che ci aiuta a ripararci dalle avversità, dalle intemperie quando andiamo in montagna. Ecco, il rifugio alpino è una cosa precisa, è una struttura costruita per garantire agli alpinisti un punto di appoggio, un riferimento per avvicinarsi alla montagna. Ci sono due tipologie di rifugi, il rifugio alpino e il rifugio escursionistico. Il rifugio alpino è quello che si raggiunge solo tramite sentiero, quindi a piedi, invece il rifugio escursionistico, come il nostro, può essere raggiunto anche in macchina. Come dicevi tu, il rifugio è un punto di riferimento per chi va in montagna, per chi frequenta la montagna, un punto di riferimento come partenza per un'escursione o come arrivo per un'escursione. Si trova in cima a una montagna, quindi è chiaro che un rifugio non ha tutti i servizi che può avere un albergo di fondovalle. Nella maggior parte dei casi nel rifugio non c'è collegamento elettrico, non c'è collegamento idrico, quindi vengono gestiti con pannelli fotovoltaici, con gruppi elettrogeni, si porta sull'acqua nel rifugio, quindi con tutte le difficoltà appunto che questo comporta nella gestione della struttura. Siamo abituati a pensare al rifugio come a un albergo di fondovalle e al gestore come un cameriere. In realtà non è così, perché il gestore è l'anima del rifugio, il gestore in rifugio deve fare tutto. Quindi quando arriviamo in un rifugio non pensiamo di trovare tutto pronto e subito. Ecco. Il rifugio, come si diceva, non è un albergo di fondovalle, ma è una struttura dove non ci sono camere come negli alberghi, ma sono camere comuni con dei bagni comuni, quindi chi telefona e prenota una camera singola con bagno probabilmente non c'è qualcosa che non ha capito precisamente qual è la funzione del rifugio. Abituiamoci a condividere un po' tutto il rifugio, il tavolo dove si mangia, la camera dove si dorme, per cui in rifugio vanno portate gli indumenti per la notte, va portato il sacco letto personale, va portata una pila frontale perché di notte si spegne il gruppo elettrogeno, di notte non c'è luce in rifugio. Ecco. Viviamo il rifugio come un'occasione di conoscere anche altri alpinisti, di conoscere altre persone, anche se perdiamo mezz'ora per aspettare di mangiare, sarà una mezz'ora per fare amicizia con qualcuno nel frattempo. Sì, beh, è chiaro, uno che frequenta il rifugio frequenta un ambiente molto familiare. Ricordatevi che col maltempo e se il rifugio è pieno, alle volte capita, soprattutto nelle gite più frequentate, in Dolomiti o in Alpi occidentali, che i rifugi siano pieni. Passare una notte fuori dal rifugio è assolutamente sgradevole. Informatevi, prenotate, non arrivate al rifugio credendo che comunque sarà sempre libero e sempre ad aspettare voi con tutte le cose da mangiare. I rifugi sono delle strutture abbastanza ridotte anche come posti interni. È chiaro che uno che frequenta la montagna, nello zaino la prima cosa che deve fare è rifornirsi di tutto quello che serve per andare in montagna, perché non sempre appunto nelle nostre strutture si trova posto per rimanere, per mangiare, per dormire. Perché quello che è normale a fondovalle non è mica così normale. No, rifugio, è vero, no? non è normale qui, anche se posso dire che negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione nella gestione dei rifugi e nei rifugi stessi. C'è sempre più esigenza di mangiare bene in rifugio. È cambiato anche un po' il turismo di chi frequenta la montagna. Non ci sono solo quelli che fanno l'escursione, poi si fermano a dormire, mangiano la pasta, ma ci sono anche quelli che fanno la passeggiata e che scelgono il rifugio poi per mangiare. Quindi anche nelle cucine dei rifugi ormai si trovano dei cuochi di alto livello che non hanno niente, certo, niente da invidiare con i ristoranti di fondovalle. E si trova anche del buon vino finalmente. Sì, esatto. Un'altra cosa importante, a proposito, per il rifugio resta sempre un rifugio, cioè nel rifugio c'è il libro del rifugio, non è lì per bellezza. Non serve a mettere la firma per salutare gli amici. Il libro del rifugio serve a scrivere le proprie generalità, da dove veniamo e possibilmente dove abbiamo intenzione di andare. Non è fatto per
celebrare, autocelebrarsi, è fatto perché se succede qualcosa, qualcuno sa dove venirvi a cercare. Sì, i nostri rifugi sono un presidio di sicurezza anche, difatti poco tempo fa, più o meno un mese fa, abbiamo stretto un accordo anche con il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia e i gestori dei rifugi sono stati istruiti per l'emergenza sanitaria. Difatti in ogni rifugio è stato consegnato un kit con defibrillatore e nei rifugi appunto si trova il gestore che è in grado anche di affrontare queste emergenze. Il rifugio ha vissuto come un luogo anche un po' avventuroso, ecco. Ha vissuto in maniera molto rispettosa, perché lì il rispetto diventa essenziale per la struttura, per la montagna e per gli altri ospiti e anche per il gestore. È vero che fare il gestore è bello anche per quello, no? Perché non solo fai da mangiare, dai da dormire, ma qualcuno qualche volta ti chiede anche qualcosa di utile, di ritornare a essere un alpinista, insomma, ecco, non soltanto un cuoco. Sì, il gestore dei rifugi, come dicevi tu, si occupa di tutto a 360 gradi, della legna, della luce, dell'acqua, di tutto. Il gestore poi deve gestire anche i clienti e tutto quanto, cameriere, cucina. Credo che uno dei lavori più difficili sia occuparsi più che della legna dei clienti difficili. Ecco, sì, uno dei lavori e per fare il gestore del rifugio, secondo me, bisogna essere un po' matti. Sì, ecco, no?